DOGE è un progetto della Regione Veneto per la creazione di una rete di servizi per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. La sperimentazione del progetto è partita nel 2009 nell'unità locale sociosanitaria 19 di Adria. Obiettivo principale di DOGE è supportare la continuità assistenziale, garantendo ai medici l'accesso immediato alle informazioni digitali riguardanti i loro assistiti e favorendo la tempestività e l'appropriatezza della cura. Il progetto pone il cittadino al centro del sistema sociosanitario regionale, facilitando l'accesso ai servizi e assicurando la piena titolarità dei dati clinici. DOGE è un'iniziativa innovativa per metodologia di lavoro e risultati ottenuti, volta alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico regionale. Il sistema è stato progettato per essere trasferibile su tutto il territorio regionale grazie all'utilizzo di standard internazionali e di un'infrastruttura interoperabile. DOGE è strutturato in 4 tipologie di servizi: anagrafici, documentali, prescrizione digitale e privacy. La signora Francesca ha da poco trasferito la sua residenza e si reca al più vicino sportello dell'azienda sanitaria per effettuare la scelta del nuovo medico di medicina generale. L'operatore consulta il nuovo applicativo di anagrafe regionale in uso nella provincia di Rovigo da ottobre 2010 e propone a Francesca la scelta del dottor Converso. Francesca accetta la proposta, l'operatrice registra la scelta e consegna all'utente la tessera sanitaria aggiornata. L'aggiornamento della posizione della signora Francesca sul sistema di anagrafe regionale determina l'invio di una notifica al dottor Converso, a cui l'azienda sanitaria comunica le generalità del suo nuovo assistito, comprese eventuali esenzioni. Il dottor Converso, accedendo al servizio, riceve il messaggio e consente al sistema di cartella clinica di acquisire i dati relativi al suo nuovo assistito. La signora Francesca si reca dal suo nuovo medico, che a seguito di una prima valutazione clinica le propone una visita oculistica ed un esame del sangue. Il dottor Converso prescrive i 2 accertamenti con il sistema di cartella clinica, accedendo all'anagrafica della paziente. Le prescrizioni vengono immediatamente comunicate al sistema centrale dell'azienda, che a sua volta le rende disponibili al centro unico di prenotazione CUP e al sistema di accettazione del laboratorio analisi. Il sistema di accoglienza regionale recupera giornalmente dall'azienda le prescrizioni prodotte dai medici e ne comunica i dati al sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Francesca arriva al centro prelievi dell'ospedale di Adria per eseguire gli esami del sangue. L'operatrice, inserendo nel sistema di accettazione il numero di ricetta elettronico, recupera automaticamente tutti i dati della prescrizione. Il sistema verifica che tra gli esami richiesti non vi siano prestazioni per cui è esclusa la digitalizzazione del referto, come nel caso di esami per l'accertamento di malattie sessualmente trasmissibili. L'operatrice richiede quindi all'utente il consenso per l'invio del referto al medico. Francesca acconsente e, nell'attesa di effettuare il prelievo, si reca al CUP per la prenotazione della visita oculistica. L'operatrice del CUP fornisce al sistema di prenotazione il codice elettronico della prescrizione ed accede automaticamente ai dati. Propone la prima data disponibile per la visita oculistica e completa la prenotazione. Dopo il prelievo, il laboratorio esegue le analisi e produce un referto in formato strutturato che viene firmato digitalmente dal medico di laboratorio, assumendo piena validità legale. Il referto viene quindi archiviato nel database del sistema informativo provinciale, dove sono conservati tutti i documenti sanitari che compongono la storia clinica del paziente. Il sistema invia al dottor Converso la notifica della disponibilità del referto digitale di Francesca. In questo modo l'informazione è immediatamente accessibile al medico. Il dottor Converso, utilizzando una funzione della cartella clinica, consulta l'elenco di tutte le notifiche relative ai suoi pazienti. Tra queste c'è quella di Francesca. Il medico scarica il referto e i dati vengono inseriti in modo automatico nel diario clinico della paziente. Francesca si reca dal dottor Converso per conoscere i risultati dei suoi esami del sangue. Grazie al sistema DOGE, il medico ha già a disposizione tutti i dati del referto, senza necessità di alcun inserimento manuale, e può risparmiare tempo da dedicare alla paziente. Terminata la visita, il dottor Converso acquisisce altri documenti clinici relativi ai suoi assistiti, di cui ha ricevuto notifica.
Si tratta di referti di laboratorio, come nel caso di Francesca, ma anche di lettere di dimissione e verbali di pronto soccorso firmati digitalmente. Anche per questi documenti l'invio al medico avviene solo in presenza di un esplicito consenso rilasciato dal paziente. Il database clinico del dottor Converso si arricchisce così di nuovi contenuti che gli consentono di disporre di un patrimonio informativo completo ed allineato con quello dell'azienda sanitaria. La tempestività delle comunicazioni permette al medico curante di agire con immediatezza e al sistema di garantire la continuità assistenziale. Il progetto Doge segue le strategie della Regione Veneto per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, in linea con le best practice sviluppate a livello europeo ed internazionale. Doge sarà esteso a tutte le aziende sanitarie della Regione, permettendo al sistema della sanità veneta di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di e-Government 2012 per la sanità e di ottenere notevoli livelli di efficienza e risparmio nei processi di cura.